abbiamo iniziato assieme nel 1994, Giancarlo Galana è stato il fondatore di Forza Italia e quindi io credo che non ci sia un saluto ma la continuazione di un percorso che inevitabilmente deve durare. È il leader di un'idea politica e allora io a Giancarlo gli dico: Giancarlo, mettiamoci a lavorare per il partito nel Veneto che ci prenderemo tante soddisfazioni. L'importante è essere uniti anche nelle divisioni di pensiero, ma all'interno di un grande contenitore come quello del Popolo della Libertà ci può essere tutto, ma ci può essere quella riscossa che oggi può far crescere l'Italia verso il futuro e anche il Veneto. Credo che in questo momento ci vorrebbe una grande umiltà di non aver saputo vedere prima le cose che non andavano e quindi di aver tentato prima di porre rimedio alla situazione in cui oggi la politica è come se fosse commissariata, diciamolo, per fortuna, così almeno per un periodo evitiamo di fare danni e possiamo pensare. Potrebbe anche questo ripensamento prevedere che andiamo in pensione nel senso che veramente lasciamo spazio a generazioni nuove. Tanto penso che Giancarlo non potrà mai essere disoccupato. Io credo che dobbiamo fare due cose in Veneto, lui in questo può far molto. Uno è dare una risposta a una crisi economica che sta colpendo sempre di più le nuove generazioni e che indebolisce il tessuto sociale sotto tanti punti di vista. L'altro è un aspetto politico, un aspetto ideale. Allora, nel Veneto abbiamo governato questa regione per tanti anni, ci siamo occupati di tante cose, lui si è occupato di tante cose. Questo è un momento nel quale bisogna tornare a dare fiducia, a dare speranza anche dal punto di vista ideale ed etico.